Buonasera a tutti, sì, si sente. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti qui. Io sono molto emozionata questa sera perché San Daniele è un comune che ci è particolarmente caro. Accanto a me c'è Antonella, la mamma di Nadia Orlando, poi Anna Maria, la mamma di Michela Baldo, e Andrea, il papà di Nadia. Stasera parliamo di un argomento di cui si parla troppo spesso ultimamente. E voi direte è una buona cosa? Sì, sarebbe una buona cosa se non ci fosse un femminicidio ogni 72 ore. Nell'ultima settimana di gennaio c'è stato un femminicidio in Italia ogni 12 ore, sono state uccise 6 donne. Allora questa rappresenta veramente un'emergenza nazionale, mondiale. Possiamo parlare e fare tutte le statistiche di questo mondo e magari ne parleremo più tardi, però voglio dirvi una cosa, che è un fenomeno talmente diffuso, ma è un fenomeno altrettanto strisciante ed è un fenomeno che sfugge a tutte le statistiche, perché se nella nostra regione la Commissione Pari Opportunità parla di 1190 donne che nell'ultimo anno si sono riferite ad un centro antiviolenza, a uno dei centri antiviolenza della nostra regione, vuol dire che come minimo ce ne sono altrettante che non lo fanno perché hanno paura, perché non si denuncia per paura. I dati sono inquietanti. Nella nostra regione, a partire dall'anno 2000 a oggi, sono 17 le donne morte per femminicidio. Do la definizione di femminicidio, così poi nel corso della serata potremo usare questo termine in maniera propria. Per femminicidio si intende una donna che viene uccisa proprio perché è donna e perché ha trasgredito ad una qualche regola sociale che aveva in mente il suo persecutore. Anna Maria, la mamma di Michela, nel corso di tutti gli incontri che abbiamo fatto, che ormai credo siano oltre 20 nei vari comuni della nostra regione, dice una cosa importante, una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Dice che le 4 ragazze di cui vedete le immagini davanti a voi sono delle eroine. Sono delle eroine perché tutte e 4 hanno avuto il coraggio di denunciare, ma hanno pagato molto caro la loro forza e la loro passione nella ribellarsi, la loro voglia di essere farfalle libere. E allora nel corso di questo anno e mezzo abbiamo imparato a chiamarle le farfalle del nord-est, le mariposas del nord-est. Io vorrei dare la parola al papà di Nadia perché ci leggerà un brano scritto da un ragazzo, da un giovanissimo, come un giovane vede l'assassino di sua cugina. Non facciamo nomi e non facciamo polemiche, però è giusto leggere in maniera diversa i vari tipi di dolore. Il dolore di genitori che hanno visto la propria figlia la sera prima e poi non l'hanno vista più. Una vita spezzata, come è stata spezzata una delle 17 vittime in questi 20 anni. Do la parola ad Andrea e poi magari ritorneremo sui dati statistici e anche brevemente sulle storie di tutte le 17 donne della nostra regione. Buonasera a tutti e grazie per essere presenti. Ti ho guardato a lungo ieri, quando entravi, quando uscivi, quando ti portavano in bagno, quando rientravi e quando scherzavi con i tuoi avvocati, tra mezzi sorrisi e finzioni. Guardarti negli occhi è stato particolare, non mi ha fatto né piacere né dispiacere. Se non altro quel tuo sguardo rubato ai discorsi dei tuoi avvocati ha constatato il fatto che ci stai prendendo in giro e continuerai a farlo. Uno sguardo di sfida.
Hai sempre dimostrato di avere una buona conoscenza della legge. Ora invece ti occorrono fior di avvocati per difenderti. Che poi, difenderti. Cosa serve difendere un reo confesso? Lo hai fatto, hai ucciso. Hai detto agli inquirenti di averla strangolata con le tue mani in 3 lunghi minuti. Bugia anche quella. Si parla nei tribunali di attenuanti, ma anche lì servono attenuanti. In oltre 3 minuti, quante idee avresti potuto cambiare? Avresti potuto pensare a tutto fuorché continuare a premere le mani. Penso ci siano molti pensieri alternativi a questo. Ora ti ritrovi lì, a guardarci in faccia in segno di sfida. Ma cosa vuoi di più? Ci hai tolto un pezzo del puzzle, ci hai spezzato le gambe e continui a farlo. La tua età continua a crescere, 35, 36, 37, 38 anni. Quella di Nadia è ferma, 21. E da lì non si muoverà mai più, quasi incastrata. Qualcuno ha manomesso le sue ruote, le ha bloccate. Purtroppo non ci sono meccanici con esperienza tale da riuscire a sbloccarle. L'unico meccanico in grado di farlo eri tu, in quei lunghi minuti, quando eri tranquillo con le tue mani addosso al suo viso. D'altronde eri pazzo agli occhi dei tuoi avvocati. Hai finto e continui a fingere su tutto fuorché l'aver voluto staccare quelle mani. Intanto ti guardo, impassibile, senza commenti, non ne meriti. La vicenda la conoscete tutti perché abbiamo imparato in questi anni ad amare Nadia. La sua è una storia tragica, esattamente come le sono tutte le altre. È una storia però particolare, dove non c'era nessuno di quei segni premonitori che potevano far pensare ad una fine, ad un epilogo così tragico. Perché la storia tra Nadia e il suo assassino è una storia che si consuma nello spazio di un anno. Non c'erano, poi ne parleremo nel corso della serata, non c'erano tutti quei segnali, come per esempio nella storia di Lisa Puzzoli o nella storia di Romina Ponzalli. Purtroppo la storia di Nadia è stata talmente veloce che non ha dato modo a nessuno di leggere dei segnali di pericolosità estrema. Il suo fidanzato si presenta agli occhi della famiglia, ma poi ne parlerà meglio Antonella, come il classico principe azzurro, l'uomo che regala rose, che regala cioccolatini, premuroso con il suocero e con la suocera, brillante, elegante, il classico uomo da sposare, come lo era Manduca, l'assassino di Lisa Puzzoli. Stasera non è qui con noi Mariella, ma se fosse qui direbbe che sì, era stata proprio lei a dire alla figlia: tientelo stretto perché è veramente un bravo ragazzo, un lavoratore. Tutte le settimane fa centinaia di chilometri, viene da Forlì a Villa Orba di Basigliano per stare con te e rimane qui in famiglia, è un uomo assolutamente da sposare. Anche lui al primo incontro in famiglia va con un enorme pupazzo e con un fascio di rose rosse. Questi uomini si presentano sempre con regali fuori misura, sproporzionati. È un po' il linguaggio del narcisista patologico, è quello che all'inizio ti fa sentire una regina, ti fa sentire l'essere perfetto, per poi screditarti all'improvviso e diventare qualcosa da abbandonare, calpestare, distruggere. Manduca, il fidanzato di Lisa Puzzoli, il papà di Alessandra, della loro bambina, dopo essersi manifestato come l'uomo perfetto, è diventato il perfetto aguzzino. Ha iniziato a chiedere a Lisa di non vedere più le amiche, di non andare più in giro, di stare a casa,
anzi le chiede di andare a vivere con lui a Forlì, nella casa dove conviveva anche con sua mamma e sua sorella, e a quel punto Lisa si è trovata in trappola perché questo signore non solo la controllava, ma le impediva di uscire di casa e fino ad arrivare a togliergli l'uso del cellulare. Perciò Lisa aveva la possibilità di contattare la sua famiglia solo per un'ora al giorno. Solo un'ora al giorno poteva chiamare la mamma, ma lui era davanti, perciò Lisa non poteva dire che lui era diventato un violento, era diventato un vero e proprio persecutore. Beh, Lisa ce la fa, ritorna a Villorba, torna a casa sua e si crede salva. Dopo pochi giorni si accorge di essere incinta. E allora cosa fa una brava ragazza? Perché come dice la mamma di Michela, erano tutte brave ragazze, erano belle, buone, brave, ed erano brave ragazze. Beh, lei telefona a Vincenzo Manduca e gli dice che aspetta un bambino. E ricomincia la persecuzione, perché quell'uomo, pur di ritornare con Lisa, cerca in tutte le maniere di manipolare l'arrivo di questo bambino. Nasce Alessandra e da quel momento inizia veramente l'inferno per la famiglia Puzzoli, perché lui si impone in famiglia, ogni volta che va a vedere la bambina sono litigate, nel corso di una visita lui le frattura lo sterno e i carabinieri ormai sono di casa a Villorba, a casa dei Puzzoli. Lui riesce anche a rapire la bambina e la chiude in macchina per diverse ore. Ma Lisa è feroce, bravissima, difende con le unghie e con i denti la sua piccola. Ma una sera purtroppo mamma e papà erano fuori, Elisa era da sola col fratello appena 18enne e la sua bambina di 2 anni. E quello che una volta era il suo principe azzurro aveva deciso che quella sarebbe stata la sua ultima sera di vita. Compra un coltello lungo 24 cm e con la scusa di vedere la bambina, di dare l'assegno di mantenimento, si fa aprire da Lisa, entra nel giardino di casa e la coltella. 9 coltellate in 9 punti vitali. Lisa riesce a chiedere aiuto, a gridare, e il fratello trova la sorella già in fin di vita e cerca di mettere in fuga e di bloccare, cerca di difendere la sorella, ma non ha la forza di farlo. E a questo punto Mariella dice: sono una donna fortunata perché quella sera potevo perdere non una figlia ma 2 figli, e dice che è stata Lisa a salvare il fratello, perché quel coltello non è più uscito dalla schiena di Lisa, perciò Lisa ha difeso fino all'ultimo la sua bambina che era nella stanza a fianco e suo fratello. Questa è la storia di una delle ragazze, la cui immagine vedete qui davanti a me. La storia di Lisa si conclude a dicembre del 2012. Adesso c'è una bambina che ha 9 anni, una bambina che non sa come chiamare quell'uomo che è in carcere e lo chiama quel signore che è in carcere. È una bambina che non può parlare del suo dolore perché agli orfani speciali, come vengono chiamati i bambini vittime di femminicidio, perché sono vittime i padri, le madri, le sorelle, i fratelli, sono vittime soprattutto i figli che rimangono, figli che sono figli di quell'uomo che ha ucciso e di quella donna che è morta per mano del compagno. In molti casi gli uomini che uccidono le proprie compagne a sua volta si uccidono, ma questo a mio avviso non è un modo per cancellare la colpa, perché se l'uomo si uccide le ragazze non sono meno morte e non hanno scelto di morire in quel modo.
Perciò chi rimane, lo diciamo sempre, non ha più la stessa vita di una volta. Quell'evento traumatico, che è traumatico per chi muore, per chi non c'è più e per chi vede cancellati in un momento tutti i sogni e le aspettative, distrugge anche la vita di chi rimane. Uguali sono le storie di Michela. Michela era una ragazza, come dice la mamma, bellissima, era una ragazza bellissima. E anche lei aveva trovato il suo principe azzurro e con lui aveva costruito il suo nido d'amore. Tanto è vero che sulla porta di casa c'era un cuore con le 2 M incrociate. Michela aveva creduto in quell'amore. Michela poteva essere salvata. Poteva essere salvata se le persone che erano a conoscenza del fatto che Manuel aveva disturbi psichiatrici avesse parlato con Anna Maria, con Flavio, il papà, con Michela stessa, ma non l'ha fatto. E allora cosa è successo? È successo che quest'uomo, che aveva trattenuto con sé l'arma di quando era guardia giurata, dopo la fine della loro relazione, perché Michela si era stancata di essere controllata, di essere costretta a fare, a non fare delle cose piuttosto che altre, perché lui non voleva, perché anche in questo caso c'era un controllo patologico della relazione. Lui è entrato dentro casa, ha staccato il contatore della luce, l'ha attesa al suo rientro dal supermercato e le ha sparato. Michela non ha avuto il tempo di rendersi conto di quello che è successo e mamma e papà, pur vivendo a 50 metri, non hanno sentito gli spari, ma l'hanno sentito i vicini. Le ha messo un cuscino. Perciò anche in questo caso un delitto premeditato in tutti i suoi particolari. Come è stato un delitto premeditato in tutti i suoi particolari quello di Nadia. Nadia, che aveva concluso la sua storia con Mazzega, le viene richiesto l'ultimo appuntamento. Ma siccome erano belle, buone, brave ed erano oneste dentro, decide di andare a quell'ultimo appuntamento per chiarirsi. Allora a questo punto alle giovani donne che sono in sala diciamo: non andate all'ultimo appuntamento, perché l'ultimo appuntamento è stato fatale a troppe donne e una di queste è Nadia. Io adesso vorrei che Antonella e anche Anna Maria ci dicessero dal loro punto di vista come questi uomini si sono presentati come dei perfetti principi azzurri e come abbiano tradito la fiducia di questi genitori. Perché come dice sempre Antonella, come dice Anna Maria, come dice Mariella, la mamma di Lisa Puzzoli, siamo state noi ad aprire la porta di casa a queste persone. Sì. Buonasera a tutti, io sono la mamma di Michela Baldo di Spilimbergo. Avevo solo questa figlia, lavorava a Lid, anche qui San Daniele ha lavorato a Lid, era conosciuto dappertutto, non so se l'avete mai. E avevo questo ragazzo che l'avevo lasciato già una volta, poi è tornato e abitava vicino a casa mia, sì, in casa di mia figlia. E dopo l'avevo lasciato ancora, lui è andato giù a casa, ha preso una pistola di ordinanza, preparato tutto bene, poi è venuto su, l'ha aspettata in casa, ha aspettato i lampadari, ha chiuso la porta di casa, lei è arrivata, mi ha salutato da Lid, ciao ci vediamo domani, è andata su, è entrata, nella sala ha visto il buio, ha detto sarà andata via la luce, vado in cucina a mettere la borsa sul tavolo, e lui era in parte lì, pronto, 5 colpi, e gli ha sparato, poi si è sparato anche lui, non ha avuto il tempo né di citofonare a noi, né di aprire la porta e scappare, è stata intrappolata dentro, così l'ha uccisa e poi si è ucciso anche lui. Era di quei possesso anche lui, fiori rose rosse, biglietti dappertutto, ti amo, ti voglio bene, fiori, e andava giù a basso, anche dappertutto, la perseguitava, era proprio un amore malato, diciamo così, come si può dire.
possessivo come quello di Nadia, tutti uguali, questi uomini, così. Possesso, proprio sei mia, o mio di nessuno, ho scritto a sua madre quando l'ha lasciato, lui ha scritto a sua madre sul telefono, o mio di nessuno, meglio morta. E mia cugina che ha letto questo messaggio ha detto: zia, c'è qualcosa che non va. E poi lei l'ha lasciato e lui ha fatto questa cosa, piuttosto che trovi un altro, e gli ho detto a mia figlia: guarda, adesso non è più, stai tranquilla, trovi bene un altro che tu e un altro che lui. Ormai stai qua, sei sola, vieni da me, stai tranquilla. Invece non è stato così. È venuto su, l'ho ammazzata, 5 colpi. E aveva già avuto una fidanzata anni dietro, ma sua mamma non ha detto che era andata da un psichiatra, come si chiama. Non ha raccontato niente a mia figlia, era contenta perché aveva suo figlio per fidanzato. Sono stati tutti zitti. Nessuno è venuto da noi a dire: guarda, la situazione è questa, cosa possiamo fare per mia figlia? Lei non ci ha mai detto niente, ma noi ci siamo accorti. Nel mese di marzo, aprile, a giugno era già cambiato, perché mia figlia aveva un'amica del cuore e l'ha invitata a nozze e gli ha fatto lasciare il fidanzato a casa perché ha voluto solo lei, perché gli era antipatico Manuel. E lei è andata senza di lui, gli ho detto: non andare senza di lui, deve venire con lui. E lì è traboccato il vaso, secondo me. Lui si è incavolato ancora di più. E così è andata a finire. E nessuno ha parlato, come tutti, nessuno ha detto niente, nessuno è venuto a dire niente. Mia figlia era brava, buona e bella, aveva tutto, aveva la casa, la macchina, tutto aveva, non gli mancava niente, non beveva, non fumava, niente. Come me, d'altronde. E così basta, finito. E le altre uguali, anche la figlia, anche Nadia, tutte così, fiori rossi, no? Biglietti dappertutto. E ha messo un'app nel telefono che controllava, che sapeva dove andava dappertutto. Grazie. Grazie a voi. Potere e controllo sono le parole d'ordine in tutte le situazioni di violenza domestica. Come ci dirà adesso Antonella. Buonasera a tutti. La storia di Nadia è un po' differente dalla maggior parte dei femminicidi, perché inizia la storia e termina nel peggiore dei modi in 10 mesi, neanche un anno, 10 mesi sono stati. Ed è stato un'escalation di episodi di violenza non fisica ma psicologica. Loro si incontrano nel luogo del lavoro, nell'ufficio, e in questo ufficio lavoravano tutte ragazze e c'era solo lui come ragazzo, quindi era coccolato da tutte quante, si faceva voler bene. E lei me ne parlava come collega di lavoro, Francesco. Al tempo, quando è stata assunta, lei frequentava un altro ragazzo. Da lì a pochi mesi decide di lasciare questo ragazzo improvvisamente ed entra in scena lui. Principalmente è entrato così come collega di lavoro, che è venuto a dare una mano alla Sagra di Vidulis esattamente un anno prima. E lei mi dice che per scherzo l'hanno invitato a dare una mano e sai, lui ha accettato di venire. Bene, c'è bisogno di gente alla Sagra, contenti anche noi. Mi presento io da lui, gli dico: buonasera, sono la mamma di Nadia. Innanzitutto lei mi aveva detto che aveva 35 anni e mi aspettavo uno che ne dimostrasse 35. Invece ne dimostrava molti meno, era bello, lampadato, tenuto veramente un bel ragazzo che si teneva. E mi presento, gli dico: buonasera, piacere, sono la mamma di Nadia. Oh signora, piacere, buonasera. Lì inizia a farmi 1000 complimenti e complimenti per l'educazione che avete dato a Nadia. Nadia è veramente una brava ragazza, e lei è corretta, lei è nel suo lavoro e sa fare questo, insomma 1000 complimenti. Da lì abbiamo parlato anche d'altro e insomma mi sono accorta che veramente era una cosa gradevole parlare con lui. Lo ritorno a vedere una settimana o 2 dopo, quando c'è la cena per il ringraziamento di questa sagra di chi aveva collaborato.
va per le lunghe, vedo che non ha premura di rientrare, quindi sono stata io ad invitarlo a casa nostra a prendere qualcosa. Quindi ho aperto io per prima le porte all'assassino di mia figlia. Viene a casa nostra, prendiamo qualcosa, parliamo e facciamo anche le ore piccole, ma era così bello, diciamo, parlare con lui, perché si poteva spaziare qualsiasi argomento che lui di qualsiasi argomento era interessato. Da lì passa un mese e mezzo e Nadia mi dice: mamma, guarda che stasera vado a cena con Francesco, ma con altre colleghe anche. Ah no, non con altre colleghe, solo io e lui. Come tu e lui e basta? Sì, mi ha detto che mi porta fuori a cena. Dove andate? Ah, non lo so, mi ha detto che è una sorpresa. Arriva alle 6:30, cioè un orario un po' insolito per i primi di settembre, 6:30, è ancora pomeriggio. E è arrivato quella sera lì, camicia bianca, jeans, abbronzato, una composizione, non un mazzo, una composizione di rose rosse. E insomma lei prende, le mette nel vaso, partono a cena, lui si ferma un attimo a parlare con me e suo papà. Partiti, io gli dico a mio marito: ma secondo te è un collega? Cioè i colleghi non è che si regali rose rosse. E da lì qualcosa avevo iniziato a capire. Poi il giorno dopo lei mi dice che l'ha portata a Marano, che sono andati a mangiare il pesce, che insomma tutta una cosa romantica. La settimana dopo lui viene e mi chiede il permesso di portare Nadia al mare. Senti, Nadia ha 20 anni, non devi chiedere il permesso a me per andare al mare, solo che non mi sembra corretto e giusto, perché lavorate nello stesso ufficio, tu sei il suo tutor. Nadia ha un contratto a termine, non vorrei che se gli facessero l'assunzione fosse per il fatto che esce con te. No signora, non si preoccupi, lavoro è lavoro, vita privata è vita privata, non si deve preoccupare di questo. Mi dava del lei, era così tanto gentile che io gli dico: senti, diamoci del tu, cioè mi fai sentire vecchia, diamoci del tu. E quindi ha iniziato a frequentare casa nostra, ecco, dandoci del tu, ridendo e scherzando. Lui era molto presente a casa nostra, ma la cosa ancora non mi aveva infastidito. Sono 2 mesi che frequenta casa nostra, è Natale, e Nadia mi chiede se può pranzare con noi a Natale. Come pranzare con noi a Natale? A me fa piacere averlo a Natale, ma è figlio unico, non è che i suoi non lo vogliano giù a Muzzana. No, hanno detto i suoi che tanto domani è la stessa cosa, l'indomani è la stessa cosa, che può benissimo stare qui con noi. Vabbè, a me ha fatto piacere la cosa, piaceva, Nadia mi ha aiutato, ha fatto il centro tavola e tutto, però era già strana da lì la cosa che lui volesse trascorrere il giorno di Natale, giorno delle famiglie riunite, a casa nostra. La sera prima, il primo episodio di gelosia scatta la sera del 24, lei lo invita per andare a messa a mezzanotte lì in paese, dove con le amiche, i cugini e tutti quanti. Lui dice di no, che è stanco, che vuole andare a dormire. Lei, finita messa, come la maggior parte dei giovani, prende e va a festeggiare al bar con gli amici. L'indomani mattina Nadia si sveglia e mi dice: mamma, guarda che non lo so, sai se viene a pranzo oggi Francesco. Come non sai se viene? Non lo so, perché ieri sera si è arrabbiato perché io sono andata con le amiche al bar. Come si è arrabbiato che sei andata? Sì, ma scusa, non puoi neanche andare la notte di Natale. E insomma dopo lì si è accorta che no, sì, ma ha detto che viene, adesso vedi, mi ha appena mandato un messaggio che viene. Senti, gli ho detto, non iniziare che un musi lunghi qua, perché il giorno di Natale è al limite che stia a casa. No, poi si presenta tutto sorridente, tutto gentile. Ho detto, forse sarà stato un episodio isolato, così. E quindi lui era così gentile, così carino, e abbiamo parlato tanto che mi ha fatto anche dimenticare l'episodio della sera prima di gelosia. Vuole scriverci una lettera, la scrive sul momento, aveva un pacco lì con la carta da regalo, e gli dice a Nadia: Nadia, mi passi carta e penna per piacere? Si mette giù in fondo e inizia a scrivere una lettera.
E io dentro di me penso, ma vedrai che è una lettera che magari la lascia, cioè ci ringrazia perché è 2 mesi che ci frequenta, che ha cenato qua, pranzato qua, e una lettera magari di addio. E invece no, è una lettera in cui ci ringrazia per l'ospitalità che gli abbiamo offerto, e non parlo di cene e pranzi, ma parlo delle lunghe chiacchierate con Andrea, delle risate con Antonella, della complicità con suo fratello Paolo, insomma tutti i complimenti per la famiglia, dopo il ringraziamento che ci ha dato finale. E inizia la frequentazione. Più va avanti la frequentazione e più mi accorgo che mia figlia, che Nadia, non frequentava più le amiche. Non frequentava più le amiche, gli amici, i cugini, cui lei è la cugina che era molto legata, e la cosa è molto strana, non era il carattere di Nadia. Andavano a fare spese, lei veniva a casa con capi d'abbigliamento che non avrebbe mai messo, perché lei vestiva come una ragazza di 21 anni, gonne corte, sì, elegante però anche da una ragazza di 21 anni, e veniva a casa con delle cose veramente castigate, dico io, che lei non avrebbe. Ma Nadia, ma quando le metti? Ma sì, lei cercava di autoconvincersi e di convincere me, ma capivo che era lui che sceglieva le cose, non lei. Su tante cose strane che io vedevo nell'atteggiamento di lui, lei lo difendeva sempre, aveva sempre una scusa, lo difendeva. Ma lei non era stupida, era solo giovane e innamorata. A marzo io mi opero un episodio dei tanti, io mi opero il ginocchio, ho delle complicazioni, vengo ricoverata a Tolmezzo. Lei lavorava, non poteva venirmi a trovare, sono venuti suo papà e suo fratello. La sera che mi hanno dimesso, e poi ecco, un altro punto, andavano e tornavano dall'ufficio sempre insieme in un'unica macchina. Un giorno metteva la macchina lei, un giorno metteva la macchina lui, lo parcheggiava nel cortile di casa nostra. Ma Nadia, scusa, perché non può portarti sempre su lui? Parte da Spilimbergo, passa davanti a casa nostra, ha la macchina diesel, è già calda? Ah no, abbiamo deciso un giorno ciascuno. Beh, altra cosa strana per me. E insomma lui entra per salutarmi, lei chiaramente sì, non mi vedeva, da qualche giorno viene, allora mamma si siede vicino a me, lui si inventa e dice: ah, Nadia, hai un termometro, non sto bene, mi sento che ho la febbre. Aveva capito che Nadia aveva le attenzioni su di me e non su di lui. Io mi arrabbio e gli dico: senti, vai a casa, ne ho già abbastanza senza che mi dai anche l'influenza. L'indomani chiedo a Nadia come stesse, se era a casa malato, lei mi dice no, non gli è passata la febbre. Strano. Passa ancora e praticamente non andavano da nessuna parte, o erano a casa nostra o erano nell'appartamento di lui, ma pochissimo a Spilimbergo, diciamo erano più a casa nostra. Lui era sempre più una presenza invadente, iniziava a infastidirmi la cosa, perché non gli lasciava nessuna libertà, cioè lei non vedeva più nessuno, veniva la sua amica da Milano, che erano tanto legate, viene poco, rientra poco in paese, uscivano per prendersi un caffè, un aperitivo, stranamente capitava sempre lui da quelle parti, se erano a San Daniele passava per San Daniele, se erano a Spilimbergo passava per Spilimbergo, e non mi piaceva la cosa. Viene maggio, devono scegliere le vacanze, dove andare in vacanza. Appositamente io la spingo per andare nel villaggio dove l'anno prima eravamo andati io, suo fratello e suo papà. Lei per la prima volta non era venuta insieme a noi perché lavorava, e quindi lì ho detto adesso facciamo la prova del 9. Lei da piccolini siamo sempre andati nei villaggi turistici. Chi va nei villaggi turistici è per divertirsi, fare nuove amicizie. E quindi ho detto vedrai che andando in un villaggio apre gli occhi e si accorge che praticamente erano meglio le vacanze fatte col papà e la mamma. Siccome loro non avevano ancora deciso dove andare, io gli dico: senti, andate a Polignano a Mare, dove siamo stati l'anno scorso, abbiamo conosciuto il sindaco, conosciamo il direttore dell'albergo. Insomma, loro si lasciano convincere e decidono di prenotare in questo villaggio.
Per me la cosa logica era che andassero con la macchina, come andiamo sempre noi, ci spostiamo per le vacanze qui in Italia. No, non andiamo in macchina perché lui non se la sente di guidare tante ore. Però poi 11 ore ha guidato col cadavere di lei a fianco, ma per andare in vacanza non se la sentiva di guidare. Ma come, Nadia, con cosa andate? Con il treno, con il treno. Sì, con il treno, poi laggiù affittiamo una macchina e giriamo laggiù. Vabbè, viene l'ora di partire e io gli dico: Nadia, vedrai, perché lui proprio non lo sopportavo più. Fra me e lui c'erano degli sguardi di sfida proprio, perché lui era invadente e a lui non piacevano le nostre amicizie. Non era che non piacessero le nostre amicizie, distoglievano la sua attenzione. Lui voleva essere al centro della nostra famiglia, al centro della nostra attenzione, al centro dell'attenzione di Nadia. Quindi se veniva qualcuno a casa nostra era molto infastidito, non voleva sedersi con noi a prendere un caffè o prendere un aperitivo, aveva sempre qualche scusa. E io lo dicevo a Nadia: guarda che è un gran maleducato, cioè se gli piacciono o non gli piacciono i nostri amici, sono i nostri amici, questa è casa nostra e la deve accettare. No, ma sai, doveva mandare un'email, lei lo giustificava sempre, però erano tutti comportamenti di lui che a me non piacevano. Io lo dicevo a suo papà e lo dicevo, mi confidavo anche con mia sorella e mi rispondevano: ma no, ma non vedi che Nadia è felice? Sì, è vero, era felice perché lei era contenta, aveva il sorriso ancora, però non è possibile che a 21 anni hai solo lui, in ufficio lui, ora di pranzo lui, ora di cena lui, dopo cena lui, non è normale. Addirittura all'ultimo periodo si fermava anche a fare la doccia da noi, non è normale, cioè era invadente proprio, era diventata una presenza invadente. E io quando inizio a non sopportare una persona non sono falsa, te lo faccio capire. E lui aveva capito che non mi piaceva più. Quindi c'erano questi sguardi di sfida tra me e lui, e io all'epoca li avevo intesi come che lui mi facesse capire: a te non piaccio, ma tanto vinco io, a Nadia piaccio. Invece poi ho capito quali erano quegli sguardi di sfida che mi dava, perché sapeva già come sarebbe andata a finire se Nadia non avesse obbedito. È l'ora di partire per le vacanze e io gli dico, proprio per spronare Nadia: vedrai che andando al mare con lui in un villaggio sarà come andare a Levico con gli anziani. Lei mi fa una risata e partono. Dopo qualche giorno la chiamo e mi risponde lui al cellulare, lui che risponde sul cellulare di Nadia. E dov'è Nadia? È andata a prendere da bere, ti richiama subito appena ritorna. Boh, va bene, grazie, non ho neanche parlato con lui, non mi interessava neanche sapere come stava. E ho detto: puoi credere, se è lui che va a prendere da bere, è ancora lei che gli fa da zerbino, che lo serve. Va bene, dopo 2 minuti mi chiama: Nadia, sì, tutto bene, parliamo un po'. Dopo 2 giorni la richiamo ed è ancora lui a rispondermi col telefono di Nadia. Dov'è Nadia? Nadia è andata in camera un attimo, doveva andare in bagno. Allora, siccome io sapevo la posizione della loro camera nel villaggio, che c'eravamo stati l'anno prima, e lei mi aveva detto dove era posizionata, non era vicino alle piscine dove loro stavano prendendo il sole. Quindi mi sono chiesta: com'è che Nadia non ha il telefono mai con sé? Cioè, a casa ce l'ha sempre e adesso per andare in camera è lui che ha il telefono di lei. No, non è possibile, ho detto. Quando arriva a casa devo dirgli basta, cioè gli devo veramente aprire gli occhi. Se finora non li ha aperti lei, adesso veramente sta degenerando la cosa. Insomma, poi mi richiama, io non dico niente, parliamo del più e del meno. Rientrano dalle vacanze e mi accorgo che Nadia è cambiata. Nadia si è resa conto finalmente che non era la vacanza da sogno che sperava lei. Non sono andati da nessuna parte, hanno solo dormito, mangiato e preso il sole, perché stranamente in tutta la Puglia non c'era una macchina a noleggio disponibile, erano tutte occupate, perché a lui non gli andava di far niente, chiaramente. E quindi non si è divertita come gli altri anni si divertiva quando veniva con noi, e lì ha iniziato a pensare di voler finire la storia.
E la goccia che ha fatto traboccare il vaso è il fatto che lei si sia puntata che voleva andare alla sagra, a dare una mano alla sagra. Già lui aveva fatto di tutto per andare via la prima settimana di sagra, quindi gli rimanevano solo 3 giorni a lei per potersi divertire. E decide di andare. Lui per 2 sere va giù, la segue, la osserva, vuole entrare dentro il chiosco, le amiche gli dicono di no, vai fuori, non puoi, non hai l'assicurazione. Lui continua da fuori a guardarla. Ho saputo dopo che la guardava con occhi cattivi, da rabbioso, ma io non lo sapevo, nessuno è venuto a dirmi niente, ma non incolpo nessuno per questo, perché nessuno poteva immaginare quello che lui stava programmando di fare. Nella domenica non si sentono, non si vedono. Io la domenica sera gli dico: Nadia, sei sicura che non ti ha telefonato, che non ti ha mandato messaggi? No mami, guarda il telefono, puoi controllare tu stessa. Oggi non ha chiamato, non si è fatto sentire. Domani mattina vado in ufficio da sola con la mia macchina, non sto ad aspettarlo, anche perché avevano litigato di brutto. Lei continuava a dirgli: vai a casa, anche davanti ai suoi amici, vai a casa, non ti voglio, vai a casa che tanto non vengo a casa con te, ho la mia macchina, vado a casa con la macchina. E lui continuava a insistere che lei aveva fatto 2 ore di turno, l'abbiamo saputo anche dopo dai tabulati telefonici. Mi hai promesso che fai solo 2 ore di turno, non fare come lo scorso anno che stavi dentro tutta la notte. 2 ore e basta, non aggiungo altro. Questa era violenza psicologica, non fisica. E lei questo non le è andato giù, che gli desse ordini. E anche se dovevano andare al cinema, per fare un esempio, non andavano al Citafiera, al multisala, dove lei avrebbe potuto trovare amiche, amici, ex compagni di scuola, magari per potersi fermare a fare 2 chiacchiere. No, andavano al cinema a Pordenone. Perché andate al cinema a Pordenone? No, a lui piace di più, sai, perché è più tranquillo. No, a lui piaceva perché lei non poteva salutare nessuno, perché a Pordenone non conosceva nessuno. Era per quello che lui voleva isolarla. E insomma, il lunedì mattina siamo a casa, parte in ufficio, e l'unica cosa che gli dico prima di partire in ufficio, gli dico: Nadia, mi raccomando, non fate scenate, non fate cose, perché comunque dovete continuare a collaborare in ufficio, a lavorare, lasciatevi da buoni amici. Sì mami, non ti preoccupare, no, per me la storia è finita. Non faccio, per l'amor di Dio, non mi metto a fare scenate, mi dice. Parte a lavorare, rientra la sera, e quella sera a cena era l'ultima cena nel vero senso della parola. Siamo fuori sotto la tettoia che ceniamo, io dovevo andare a lavorare, fare il turno di notte, e tra lei e suo fratello, anche tutti e 4, diciamo, ridiamo e scherziamo sugli aneddoti della sagra, e io dico: ecco, è ritornata la Nadia di sempre, quella che ha qualcosa da raccontare, perché non aveva neanche niente più da raccontarci, cioè lavoro Francesco lavoro, quindi gli aveva praticamente tagliato tutti i divertimenti, tutte le amiche, tutto. E gli arriva un messaggio, no, già in ufficio lui via email le aveva detto: stasera dobbiamo chiarire, stasera dobbiamo parlare. Lei mi dice, finita la cena: mamma, guarda che viene Francesco, andiamo a fare una passeggiata in tagliamento perché dobbiamo chiarire. A me assolutamente, cioè si sente in televisione, si sente: non andate all'ultimo appuntamento. Per me non era l'ultimo appuntamento, perché l'indomani mattina si sarebbero dovuti rivedere in ufficio, quindi è questo che non mi ha preoccupato. E io anzi le ho ridetto: Nadia, mi raccomando, non fare tragedie, non fare storie, dovete comunque continuare a lavorare in ufficio, lasciatevi da buoni amici. Lei mi ritorna a ripetere: sì, non ti preoccupare mamma, so quello che faccio. Parte, pantaloncini, canottiera, cellulare in mano, scarpe da ginnastica. Io non mi accorgo che lui non è venuto a prenderla fuori casa ed ha lasciato lì la macchina, ma anzi l'ha aspettata all'inizio della nostra stradina e l'ha caricata in macchina.
quindi non voleva lui fare una passeggiata, perché sennò sarebbero andati a piedi, come erano soliti fare, non andavano in macchina. Alle 9:15 io ho sentito una fitta al cuore e la testa mi ha detto: Nadia è in pericolo, Nadia è andata con lui. Guardo fuori dalla finestra, mi stavo preparando per partire a lavorare, non c'è la macchina di lui, e lì non ho capito più niente. Cioè, quella fitta al cuore mi ha detto: Nadia è in pericolo. Quindi ho iniziato a mandarle messaggi, ho iniziato a chiamarla, a chiamare lei, a chiamare lui, non mi rispondevano. Sono partita al lavoro e le ho detto a mio marito: vai a cercarli, sta succedendo qualcosa, vai a cercarli. E dopo il resto è cronaca. Stasera non è qui con noi il papà di Romina Ponzalli, perciò parlerò io di Romina. La storia di Romina finisce nel 2004. Romina è una bellissima ragazza, Miss Gorizia, e si innamora anche lei del suo principe azzurro, e anche il suo principe azzurro ha una ventina d'anni più di lei e ha un precedente matrimonio alle spalle e una precedente convivenza alle spalle, finite male. Ma quando si è innamorati queste cose vanno sempre in secondo piano. Romina va a vivere con quest'uomo e rimane subito incinta. È contenta, sono tutti contenti, anche i genitori di Romina. A una settimana dal parto il papà di Romina, Roberto, viene chiamato dal primario del pronto soccorso e lui si precipita in ospedale a Gorizia pensando che il suo primo nipotino stesse per nascere. In realtà era stato chiamato perché il primario visitando Romina, aveva trovato sul suo corpo lividi, ematomi e ogni traccia di violenza fisica a una settimana dal parto. Nasce il primo bambino e Romina dice a casa che con la nascita del bambino è andato tutto a posto, che la sua è un'unione felice, che è felice, è contenta di essere diventata mamma ed è contenta del suo compagno. Romina non ha il coraggio di dire ai genitori che quest'uomo le fa mancare anche i beni di prima necessità. Lei è costretta ad andare alla Caritas a prendere cibo e abiti per lei e per il bambino, ma Romina tace e i genitori non immaginano quello che c'è dietro questa storia familiare. E Romina rimane incinta una seconda volta, dopo la nascita del bambino, Romina va in bicicletta alla Caritas a prendere da mangiare e abiti per sé e per i bambini, e anche per lui, che non lavora più e si fa mantenere dalla moglie. Romina potrebbe avere tutto perché i genitori gli hanno costruito una casa, potrebbe lavorare nell'azienda di famiglia, con papà, la mamma e la sorella, ma Romina decide che quella è la sua famiglia, perciò porta avanti questa storia per 4 anni. E nei 4 anni della vita familiare di Romina c'è tutta l'escalation del ciclo della violenza. C'è la violenza psicologica di cui ha parlato Anna Maria e di cui ha parlato Antonella. C'è l'esclusione, viene tolta la possibilità di lavorare, perché sul lavoro, mantenendo il lavoro, mantenendo un'indipendenza economica, chiaramente le donne possono decidere di fare quello che vogliono. Non avendo più la possibilità di gestire il denaro è tutto molto più difficile. C'è l'esclusione, non si può più parlare con i colleghi di lavoro, non si può più parlare con le cugine, non si può parlare più con le amiche. Queste donne diventano delle bambole in mano ai loro aguzzini. Romina però, come Nadia, come Michela, come Lisa, a un certo punto non ce la fa più e decide di lasciare suo marito.
torna a vivere con i genitori e papà Roberto dice finalmente è tornato tutto nella normalità. Romina piano piano ha iniziato a parlare e a raccontare qualcosa. Romina però era bella, buona e brava e anche lei all'ultimo appuntamento, al suo ultimo appuntamento, cambia qualcosa. Papà dice che Romina era di una puntualità svizzera e che mai era salita a casa del suo ex marito quando accompagnava i bambini a trovare il papà. Non sappiamo il motivo per cui quella sera Romina sia salita in casa, forse con un inganno, con uno stratagemma, comunque è salita a casa. Lui ha chiuso in una stanza i 2 bambini di 2 e 4 anni, la prima ammazzata letteralmente di botte, perché Roberto ha detto che il suo corpo era completamente pieno di ematomi, e poi gli ha sparato. E poi si è sparato. Anche papà Roberto ha avuto un sussulto e aveva capito che quei minuti di ritardo non ci stavano nel comportamento abituale della figlia ed è corso in quella casa, ma lui aveva cambiato la serratura e Roberto è riuscito solo a sentire gli spari che gli hanno ucciso e portato via la sua Romina. Peccato che quegli spari però li abbiano sentiti anche i 2 bambini e che il figlio più grande di 4 anni abbia visto il padre sparare alla madre e poi spararsi dal buco della serratura. Queste sono le storie delle 4 ragazze che vedete circondate dalle farfalle. Questa è una storia che, la storia di Romina, raccoglie veramente tutte le tipologie di violenza. Violenza psicologica, violenza di esclusione, violenza economica, violenza fisica e violenza assistita. Per violenza assistita definiamo quella violenza che è subita direttamente o indirettamente da quei figli che assistono quotidianamente a un padre che maltratta la propria madre. Ed ecco, una statistica la voglio dire. Un adolescente su 4 ha visto la propria madre picchiata dal proprio padre. Ed è una percentuale altissima. E dobbiamo leggerla anche in un'ottica, nell'ottica del bullismo. Oggi è il 7 febbraio ed è la giornata mondiale della lotta contro il bullismo, cyberbullismo e addescamento online. C'è una correlazione tra il bullismo e la violenza assistita, perché succede molto spesso questo, che i bambini imparano a comunicare in una certa maniera e molto spesso i bambini per una controidentificazione reattiva si identificano o con il genitore abusante o col genitore abusato. Perciò immaginate, abbiamo iniziato parlando di femminicidio, di statistiche, sono stati 103 casi nel 2019 e 143 casi nel 2018. Nel 2013 c'è stato un picco altissimo, ci sono stati 178 casi. È un fenomeno ampio, però lo dobbiamo leggere in tutte le sue sfaccettature. C'è un signore qui seduto in prima fila che viene sempre ai nostri convegni e dice una cosa: il fenomeno del femminicidio e della violenza domestica è un fenomeno completamente trasversale e in ognuna delle nostre case ci può essere una Romina, una Michela, una Nadia. Perciò nessuno è immune da questo fenomeno. Perché dobbiamo denunciare? Perché dobbiamo parlare? Perché dobbiamo leggere gli indici di pericolosità? Quali sono gli indici di pericolosità? Qua ne abbiamo visti molti. È indice di pericolosità quando un uomo fa abuso di alcol o di sostanze, quando un uomo ha un accesso alle armi, non vuol dire che abbia in casa delle armi, ma che possa procurarsele. Un uomo che abbia usato violenza contro gli animali domestici, un uomo che abbia iniziato a scagliare gli oggetti,
un uomo che abbia iniziato a minacciare di suicidarsi o di fare del male ai parenti o di fare del male ai figli, sono tutti indici di pericolosità. È un indice grave di pericolosità quando una donna in una situazione di violenza domestica dice al compagno che si è rivolto alle forze dell'ordine o a un centro antiviolenza. È pericoloso, è indice di pericolosità se un uomo che ha avuto già comportamenti violenti in una situazione di gravidanza, perché la gravidanza slatentizza all'interno di una coppia, in questi contesti, violenza ancora più grave. Perciò questi sono tutti indici e segni che dobbiamo tenere ben presente. Perché è difficile denunciare? È difficilissimo denunciare, prima di tutto per vergogna. Pensate a Romina, perché non ha denunciato? Perché non è facile andare dalla famiglia e dire: guardate, l'uomo che ho scelto è il padre dei miei figli, mi picchia, non mi dà i soldi per comprare i pannolini per i bambini. Sono tutte situazioni che ci toccano nel profondo. Pensate a donne che magari hanno vissuto con quell'uomo per 20 o 30 anni, e ci sono casi, e che sono state maltrattate per 10-20 anni. Non è facile nemmeno andarsene dalla propria casa, non è nemmeno facile andare a parlare con un operatore in un centro antiviolenza e raccontare quello che si subisce. E perché? Perché molto spesso questi signori uomini hanno detto più volte: tanto se lo racconti nessuno ti crederà e penseranno che sei pazza, perché in fondo io non ho fatto niente. Perché un indice di pericolosità è anche quando l'uomo dice: sei pazza, non è successo niente, quando cerca di minimizzare quello che è successo. Oppure un'altra frase che riportano molto spesso le donne nei centri antiviolenza è: guarda cosa mi hai portato a fare, come se in realtà la colpa fosse proprio delle donne. Ricordiamo anche una cosa, che nell'80% dei casi delle donne vittime di violenza domestica, quelle che hanno figli, nell'80% dei casi i bambini assistono quotidianamente a questo tipo di violenze. Però pensate anche che se la donna se ne deve andare frettolosamente in una casa protetta e portare con sé i figli, quei bambini non vivranno più il loro quartiere, non andranno più nella loro scuola e non avranno più i loro amici. Allora questi sono i sentimenti di colpa, sono i sentimenti di ambivalenza che vivono le donne in questi contesti. Allora che cosa possiamo fare? Io faccio mie le parole di Judith Herman, credo che sia la psichiatra che più ha studiato in questi ultimi decenni tutti i vari tipi di violenza, tra cui la violenza domestica, il femminicidio e l'incesto. Gli attori nelle situazioni di violenza sono tre: la vittima, il carnefice e il testimone. Il carnefice dice di non fare assolutamente nulla, perché al carnefice sta bene che la società non faccia nulla. La vittima ci chiede, pur nel suo silenzio, di fare qualcosa. Noi stasera siamo tutti testimoni. E anzi ringrazio Antonella, Andrea e Anna Maria, Roberto e Mariella, anche se non ci sono, perché da più di un anno vengono sempre a dare testimonianza. E dare testimonianza di queste storie tragiche vuol dire rendere tutti voi e anche me testimoni. Allora questa sera siamo tutti testimoni e siamo testimoni che dobbiamo fare qualcosa. In una situazione di violenza non è facile intervenire all'interno di un contesto familiare, però se sentiamo le urla di una vicina di casa, forse nella buca della posta si può lasciare un biglietto
con scritto il numero verde nazionale. Oppure si può bussare, si può far sentire la nostra presenza. Non dobbiamo girarci dall'altra parte, perché, come dice Giuseppe, in ogni nostra casa ci può essere una Nadia, una Romina, una Michela, una Lisa. E questo, se stasera siamo riuscite, non tanto io quanto Antonella, Anna Maria e Andrea, a far veicolare questo messaggio, rompere il silenzio. Nel 2015 la pubblicazione della Commissione Pari Opportunità della nostra regione aveva lanciato uno slogan, quello di rompere il silenzio, perché il silenzio è il nostro nemico. Perciò, ecco, come parola d'ordine possiamo utilizzare questa: rompiamo il silenzio. Io vorrei chiedere alla signora Fausta di leggerci una lettera. È una lettera che virtualmente è scritta da tutti i genitori che hanno visto una figlia uccisa per mano del proprio compagno. La lettera dei genitori di Nadia Orlando, 30 luglio 2019. Ieri una volta una giovane femmina che non conosceres mai, una fruttata che le sa mis dal cuore ami confidarsi con me perché è leale e sincera. E è una fruttata che è mis a buona frequentà perché è limpia e trasparente. Scusate. E è una fruttata che i colleghi di lavoro è presente perché sanno che su di essa si può scontare sempre. E è una fruttata che i frus accerano perché con essa si sentono al sicuro e protette, come sicure e protette, e sta da essa protette quando erano frutte. Scusatemi, ma non la violeres più i vicini di Sopari e a Sofradi, ai sacri del paese, non la incontreres più pari e consomari per svisi dal centro del paese, non la violeres più. Non si violerà più la sua bocca di ridi e la sua ridade cristalline a illuminare scene dal quarto di chiesa. E se i chianse la soggiate non si daranno più il calore dei suoi schiarecci. Noi a lei come prime, anche seduti intorno, alle restate compagni. Una sigade tremende tra un prima e un dopo. Dal stesso modo dei sopravvivuti di una guerra, o si incapace di un senso di colpe, pariesse anche chi avevi una quotidianità che non si è diventata foreste. A son dai momenti, lì che al sommet di sentì in chiesa i sei passi, il suono del suo chitarre o il rivoc del suo voce. Finalmente, è tornata, ma non tornerà, perché sulla sua strada ha chiattato qualcuno che ha scancellato per sempre i sogni, la gioventù e la vita che vignerà. La sede di possesso dal suo assassino le ha chiamate via di vita. Che non gli era amore, non lo è mai stato. L'amore non manipola, l'amore non l'inviane e l'amore non l'imbroglia. Poteva sfiorire in tante maniere, poteva realizzare mille progetti, invece la vita gli è stata dineata. Qualcuno alla schiaffuata la sua gionda di vivi e in un momento sono stati snambrati di chissioni. O vuoi pensare, o hai bisogno di pensare che tu hai sentito che in quel momento eri lì con te e che hai respirato il tuo ultimo respiro, un presentimento di muore mi ha pervaduto, ma non potevi fare più nulla per te, così vicine e pur così lontane. Che il flusso che ti ha conosciuto di fruttine è stato l'ultimo testimone delle tue agonie. Come lo sai che tu sei con noi? Tu sei la pavella lisere che si pone sulle mie spalle, tu sei il clap a forma di cur che tu pari all'inquintre e che la onde parte via. Tu sei stai voi di tutti le sfruttati che favellin di te, Nadia.
Grazie.